Bags for Dreams, abbreviato in B4D, è un anello di congiunzione tra il mondo cartaceo e il mondo digitale, un anello di congiunzione tra quello che è il mondo dell'impresa e il mondo della cultura, valorizza il territorio e valorizza il turismo, utilizzando in maniera molto semplice la realtà aumentata, quindi uno strumento innovativo a servizio del reale, dei negozianti e delle aziende che partecipano a questo distretto. Noi in primo luogo trasferiamo emozioni, perché le emozioni sono quelle che animano e fanno agire la persona. Con un video che si può vedere grazie all'applicazione B4D che si scarica gratuitamente, quindi senza chiedere nome, cognome o carte di credito, si scarica gratuitamente, ho la possibilità di vedere un video emozionale che mi fa entrare in un mondo che collega aziende, ma collega enti culturali, quindi anche amministrazioni, e quindi lega il territorio e avvicina il turista, quindi sono dei magneti, delle attività che attirano l'interesse e le emozioni delle persone per poi avvicinarle al mondo economico commerciale. Il neonato distretto del cibo della marca Trevigiana, che naturalmente è nato per promuovere i prodotti tipici del territorio, ha sviluppato un marchio importante, che lo vedete alle mie spalle, che è legato a una tecnologia moderna che è la realtà aumentata. Questo dovrebbe favorire la visibilità, la promozione dei nostri prodotti attraverso questa grande innovazione. Ma noi abbiamo una grande forza che sono gli associati. Gli associati sono tantissimi, ormai siamo arrivati a 170. Abbiamo la forza e la capacità dei comuni, che sono 28 comuni associati, ma abbiamo la forza delle aziende, 120-130 aziende ormai associate, che attraverso la loro capacità di distribuzione, perché a loro arrivano poi l'utente in casa, e quindi attraverso la loro distribuzione abbiamo questa possibilità di distribuire queste cartoline che poi sono legate a questa nuova tecnologia. Sì, noi puntiamo molto sul turismo esperienziale, emozionale. Anche la comunicazione deve essere emozionale e la realtà aumentata, che utilizza molto i video emozionali, aiuta a innovare la comunicazione e la promozione del sistema territoriale. Quindi il nostro intendimento è promuovere il binomio bellezze turistiche, prodotti tipici, non solo con parole e immagini, ma anche con filmati, perché un bel filmato vale più di 1000 parole.